Ecco qua, le solite penne all'arrabbiata, appunto, e che io poi devo leggere in sovraimpressione il nome di questo chef che conosco molto bene, che è Carmine Calò. Do you from? Avellino. Avellino. Sì, Ecco, abbiamo appena bevuto tra l'altro un olio, ecco, che arrivava dall'Irpinia. Dall'Irpinia, quindi da dove arrivo io, infatti Ecco. l'olio è proprio la produzione dell'olio di un mio amico che ha un agriturismo da dove sono nato io, dove arrivo io, e siamo cresciuti insieme questo ragazzo e da un po' di tempo fa l'olio e quindi Bene. io sponsorizzo il mio piccolo paesino con il nostro olio, con la Varese. Giusto. Poi lì c'era, non so se c'è ancora, una scuola che si chiamava Cena, noi l'abbiamo presentata in anteprima perché poi da quelle parti sono anche ristoranti stellati, Sì, comunque sì, sono c'era appunto Oasis, chef. Ecco. Zaccarda, c'era Tonino Bisaniello. Ecco, Bisaniello Locando dei Bu. Esatto, quindi bene, Irpinia, quindi Campania, certo. e quindi, questa, come dire, non c'è il 2 senza il 3, questa è la mia terza volta con questo chef in 3 locali differenti. Il primo, che non è proprio il primissimo nella carriera, però il mio primo è stato il Salviatino. Sì. Il ristorante si chiamava? Il Salviatino, il ristorante del Salviatino. No, ma c'erano anche delle logge, c'erano delle... Il ristorante portava il nome dell'hotel, il Salviatino, sì. La terrazza, noi avevamo la terrazza praticamente con la vista su Firenze. All'inizio il ristorante era la terrazza del Salviatino. Quindi questa prima occasione, quindi nei dintorni di Firenze, e poi qui dove ci troviamo in questo momento a Verona. A Verona, sì. Palazzo Victoria, il ristorante all'interno di questo hotel, il ristorante si chiama Borsari 36 proprio, che prende il nome dal civico della strada su cui si trova, quindi siamo su Corso Portone Borsari, uno dei 2 corsi principali di Verona, al civico 36, semplicissimo. Ecco, quindi in mezzo alle boutique, attenzione, perché io sono entrato in una boutique, pensavo fosse l'albergo, bisogna cercare appunto qual è la porta giusta, perché boutique hotel, boutique hotel proprio nel vero senso della parola. Bene, quindi ecco, qui avete aperto nel 2012, quindi io provai questa cucina appunto di Carmine Calò, che ricordo con molto piacere. Devo dire che a distanza di anni, nonostante poi nel frattempo, diciamo, a livello editoriale non sia successo nulla, perché noi giriamo sempre per arrivare un po' prima rispetto poi ai grandi riconoscimenti, ma qui, come dire, state in assoluta tranquillità, quindi facciamo il nostro lavoro, coccolate i clienti, facciamo quello che ci piace fare indipendentemente da quello che succede fuori. Fondamentalmente è un po' questo, no? Anche se un po' ci dispiace, nel senso che comunque penso che si potrebbe fare un po' di più, ma per la città in generale, ecco, dal punto di vista gastronomico. Anche perché siamo in un albergo, insomma, trovare ristoranti in albergo appunto con una buona cucina che si fanno praticamente notare, diciamo non ce ne sono, ecco, questo sicuramente è il migliore, penso di non sbagliare, ecco, quindi di non dire nulla di azzardato. E quando inizia però la storia di Carmine Calò, perché chiaramente non è che si arriva così in un albergo leading hotel of the world come il Salviatino, poi anche qui più o meno siamo sempre 5 stelle come tagheria alberghiera, non è che si arriva così, e ci sono state le precedenti esperienze. Intanto l'istituto alberghiero in Irpinia, voglia di lavorare, di studiare, saltami addosso, non so. Ecco. Classico, purtroppo il mio problema è che a 14 anni non è un'età giusta per poter pensare di cosa si vuole fare nel futuro, e quindi io non ho pensato di fare lo chef assolutamente, anche se questa passione ce l'ho sempre avuta, però poi mi sono perso in 1000 situazioni e non ho fatto l'alberghiero. Sono uscito, insomma, sono un perito tecnico industriale con indirizzo informatico, quindi tutt'altro, ma la passione della cucina l'ho sempre avuta fondamentalmente, e già praticamente quando nelle estati fra le superiori ho già iniziato a lavorare nei ristoranti, perché poi insomma 17-18 anni ITIS che ho frequentato anch'io significherebbe inutile tentare istruire somari, giustamente. Ecco, quindi sì, no, ecco. Il mood era quello, era proprio decisamente quello.
preso questo diploma un po' per caso, ecco. Poi sono dedicato a ciò che insomma è sempre stata la mia passione, quindi alla cucina. Ho iniziato a lavorare in diversi ristoranti, ho iniziato in quelli della mia zona dove ci stanno i banchettifici, no? Quindi questi ristoranti dei grandi numeri dove si fanno i banchetti, insomma, portate su portate, dove l'importanza dell'organizzazione, di organizzare tutte le linee della cucina, dei rati alimentari, pulizia, quant'altro, è stata una buona base di partenza, insomma, quindi il rigore e la tecnica di cucina sui grandi numeri che poi... Anche perché lo chef è questo, insomma, comanda chiaramente un reggimento, certo, insomma, stato- questo è il termine chef. È stata una bella formazione quella là. Poi ho iniziato a girare un po', ti viene un po' di varie esperienze un po' in giro. Fino insomma, alle ultime recenti, poi il Salviatino, insomma, è stata... Nel frattempo comunque nella regione Marche poi comunque Sì, prima di approdare sono stato nelle Marche, nel primo ristorante dove sono approdato alle Marche, l'Osteria dell'Arancia, un'osteria storica della costa adriatica, all'epoca era quotatissima, insomma, quando sono arrivato io, è stato il 2002, cosa del genere. Era un ristorante da panico, insomma, c'era una carta dei vini sconfinata da paura e faceva una gran bella cucina, una bella ricerca della materia prima, sia sul territorio che non, quindi anche se era un'osteria, però insomma la cucina era di un livello molto alto, insomma. Sì, un locale che ha lasciato il segno, poi mi sembra che uno si sia ritirato in convento o una Sì, cosa del genere, il fratello quindi di Michele, ha avuto, insomma, ha scelto un'altra strada, quindi ha lasciato un po' quel mondo della ristorazione, Michele invece è andato avanti, insomma. quindi poi c'è stato anche il tentativo comunque di fare un proprio ristorante, perché poi fondamentalmente Il passaggio poi nelle Marche è stato proprio grazie all'Osteria dell'Arancia che io ho conosciuto il territorio, ho conosciuto insomma quello che era l'ambiente, insomma, un po' marchigiano, un po' abruzzese, perché poi stiamo a siamo... e mi sono fermato là in zona e ho aperto un ristorante mio, quindi sono stato quasi 6 anni nel ristorante là, perché prima avevamo un concetto un po' diverso, un agriturismo, una cosa un po' più ideale, nel senso che noi siamo partiti proprio con l'idea di produrre le nostre materie prime, quindi l'agriturismo è perfetto. Sì, è perfetto. Produzione delle materie prime, dall'orto ai animali da cortile, maiali, queste cose qua. Poi però crescendo, abbiamo avuto l'esigenza di trasformare il ristorante perché purtroppo avevamo dei limiti su determinate cose e quindi dovevamo crescere sotto un certo punto di vista, quindi ci siamo trasferiti in un ristorante e là abbiamo avuto le nostre prime grandi soddisfazioni. Quindi, Il Cantuccio. sì, con tutta la critica, insomma, tutti, da parte di tutti, senza escludere.